Veneto Agricoltura ha appena pubblicato un report sulle marinerie del Polesine. Siamo in compagnia del dottor Nicola Severini dell'Agenzia Veneta, il quale ha curato appunto il report e al quale chiediamo immediatamente di inquadrarci l'area di cui stiamo parlando. L'area salta tra gli ambienti naturalistici più importanti del Veneto, infatti va a incastonarsi dal delta del Popadano, qui del Veneto, insieme alle varie valli da pesca e le varie lagune, tra cui quella più importante è la Sacca di Scaldovari. Ecco, qual è la struttura produttiva del comparto ittico polesano? Sì, le tre marinerie che nell'area di oggetto di studio possono contare su una flotta complessiva di 170 pescherecci costituiti da barche di piccole dimensioni, quindi è una flotta di tipo artigianale, e su 2104 imprese che sono produttive tra la parte della pesca e dell'acquacoltura, oltre a circa 2850 addetti. E com'è andata la produzione nell'anno preso in considerazione? Allora, in quest'area del Polesine sono attivi tre mercati ittici, di cui uno più grande, quello di Pila Porto Tolle, e gli altri due, Porto Viro e Scaldovario, di più piccole dimensioni. Vedendo la produzione ittica che è passata nel mercato ittico di Pila, sfiora le 7.500 tonnellate con un incremento del volume del 14,3%, che per il 66% circa è rappresentata da pesce azzurro, anch'esso in aumento del 22,9% rispetto al 2020. Segni positivi anche per gli altri due mercati, quindi per Portoviro e per Scaldovari. Mentre per quanto riguarda la produzione delle vongole di mare che viene prodotta dalle venti dragoidaliche associate al cogevo di Chioggia, in questo caso si ha un aumento annuo del 0,9% a fronte di 268 tonnellate prodotte. Infine il report prende in considerazione l'allevamento ittico, Sì. magari due parole anche su questo. Sì. L'importantissimo comparto dell'allevamento ittico nell'area del Polesine, in quanto si tenga conto che l'80% del prodotto della venericoltura veneta proviene da quest'area, che ha fornito quasi 6.200 tonnellate di vongole filippine nell'ultimo anno, con un incremento di poco stabile nel tempo, mentre per quanto riguarda la midricoltura, uno dei prodotti più rinomati prodotti nell'area è la cozza di Scaldovari DOP, che viene prodotta nei tipici impianti di laguna su pali.